Certo, la questione è questa però, lo spopolamento è la conseguenza di tutti quelli che sono i problemi di cui in parte abbiamo cercato di occuparci stasera. Ed è la conseguenza più drammatica, perché in Sardegna si nasce di meno, in Sardegna si muore di più. In Sardegna il problema non è l'immigrazione, che anzi potrebbe essere in qualche modo una risorsa, ma è l'emigrazione, si emigra di più e allora evidentemente c'è qualcosa che non va. Se i nostri cittadini non fanno più figli, se i ragazzi non fanno più figli, se i ragazzi sono costretti ad emigrare. Guardate, si parla tanto del turismo come soluzione a tutti i problemi, poi ci ritroviamo migliaia di ragazzi che sono costretti ad emigrare per fare i camerieri o per fare i cuochi. Quindi evidentemente qualcosa di grosso in questa terra non va bene. A nostro avviso i partiti italiani non sono mai riusciti a dare delle risposte nell'interesse della nazione sarda, ma hanno sempre voluto rappresentare gli interessi dello Stato italiano. Ecco perché la coalizione sarda, che rappresenta uno spazio politico tutto sardo, può dare finalmente una risposta a questi problemi, perché siamo sardocentrici, noi dobbiamo riuscire a pensare a noi sardi e ai nostri interessi e a risolvere i problemi affinché lo spopolamento sia semplicemente un cattivo ricordo. Bene, grazie. Noi per ora